e dello spettacolo che si terrà domani rispetto alla contraffazione. Guardate, io da Ministro mi sono occupato molto di questo tema. Il mobile piuttosto che la calzatura o la maglietta è per parte della Guardia di Finanza, ci sono operazioni anche di spessore nazionale. E devo dire che, come dicono i finanzieri, lavora nero e magari fa anche la contraffazione, vuol dire che noi siamo veramente finiti. Quindi la battaglia è una battaglia di civili, è on the road, i vigili urbani, i sindaci che devono rompere un po' di più le balle a quelli che vendono razioni, essere perseguite. C'è bisogno. 2, vi ricordo che è reato penale acquistare merce contraffatte, perché io sono Antonio Selvatici, giornalista, consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla contraffazione e autore di un libro sulla contraffazione. Di lavoro che se ne va. Quindi complimenti a tutti, complimenti alla Regione, all'assessorato, alla Direzione. C'è dietro la criminalità organizzata. Bene, scusate, io passerei la parola. Che si sono messi assieme forze diverse, ma fatto stesso una trentina sono le sigle che appoggiano questa iniziativa, assieme ovviamente alla Regione che coordina il legato alla contraffazione. Qui con una modalità di comunicazione, quello che ci ha prima il dottor Coletto, assolutamente non. L'approccio che è stato utilizzato è quello di tramite il concetto della pietà statale. In questo caso non sono ringraziamenti formali, ma che vengono davvero dal cuore, perché comunque è importante per un artista come me che da anni lavora nell'ambito del teatro. Contraffazione vuol dire parlare di un mondo e soprattutto significa poter agire su una cultura, quindi sono spettacoli che nascono da una sensibilità che prima ancora di essere teatro civile è quella di... Non hanno quel sistema di piccole e medie imprese. Dagli anni insieme a associazioni dei consumatori rispetto all'aggressione di un fenomeno che ovviamente è stato detto. L'iniziativa si inserisce nel solco di quello che abbiamo fatto negli ultimi 3 anni tra il servizio che fanno gli sportelli dei consumatori, tra la promozione che stiamo... Io faccio ovviamente questo flash per ringraziare tutti della collaborazione, per tutti in modo anche entusiastico si sono messi intorno a un tavolo. Che è completamente diversa rispetto a tutto quello che è stato fatto fino ad oggi in tema di contraffazione. È stata un'impresa che merita sicuramente un ringraziamento da parte del cittadino veneto prima di tutto. Ma il posto di lavoro c'è se l'impresa riesce ancora a essere competitiva e riesce ancora a produrre. Se l'impresa non ce la fa, il posto di lavoro sparisce.